Stai documentando che ho sbagliato? No, la cartina cavata, niente qua. Ah, naso. Qua siamo entrato super esposto e super difficile, almeno per noi lo è. Molto bello, però impegnativo, parecchio impegnativo. E dato che Cristina ha scelto lei questo sentiero, va tutto bene. Allora, prima vetta raggiunta, prima parte. Qua siamo sul monte Corchia. Allora ragazzi, qua è super, veramente percorso fighissimo. In più hai la vista su 2 cave di marmo ed è il tutto molto scenografico, bello. Allora, abbiamo raggiunto la vetta del Monte Corchia e come nelle più belle favole, quando le aspettative sono altissime, il panorama che ci si prospetta è questo. Cri, mostra il paesaggio, spiega un po' all'utenza. Alla vostra destra sì? potete ammirare la cima del monte altissimo. Sì? Del monte Marcello. Sì? E da questa parte il monte Cavallo. Ah, ok, wow, che figo. Ma quanta sfiga, ma quanta sfiga. Dentro la focaccia. la focaccia.
Bene, allora il video oggi termina in modo diverso. Normalmente i nostri video finiscono con una spiegazione su carta tabacco del percorso che abbiamo fatto. Siccome le Alpi Apuane non sono mappate tabacco, prima di partire per le vacanze abbiamo cercato qualche libro che ci potesse aiutare sugli itinerari da fare. Allora, siamo stati fortunati perché abbiamo trovato questo libro qui dove spiega 19 itinerari, si suppone, più belli da fare sulle Alpi Apuane, appunto. Il libro ci è servito tantissimo, è spiegato discretamente bene, ci ha aiutato anche tanto questa cartina che abbiamo trovato dell'anonima rivista. E insomma le due cose ci sono tornate utili per i 2 giri fatti. Con questo il nostro video termina e come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca e alla prossima. Ciao ciao!